Benvenuti al nostro Thanksgiving. Questo è un culto di ringraziamento a Dio. L'idea è di provare a ricordarsi di tutto ciò che Dio ha fatto per noi nel corso di quest'anno, si dice così. Ma soprattutto è un momento di ringraziare Dio per quello che Lui è e non solo per quello che Lui ha fatto per noi. In Isaia 43:7 dice così: tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti, creati per la mia gloria. È questa la ragione della nostra esistenza? È questo il motivo per cui Dio ci ha creati. Il testo di... Insomma, cosa significa essere creati per la gloria di Dio? Dare gloria a Dio è onorarlo, è lodarlo, sia in parole sia in azione. È così che riusciamo a glorificare Dio. In 1 Corinzi 10:31 dice così: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. A volte noi ci comportiamo come se fossimo delle batterie che si scaricano durante tutta la settimana e poi al sabato o alla domenica veniamo in chiesa per ricaricarsi. Ma non è così che deve essere. Noi non siamo qui per ricevere culto, noi siamo qui per offrire culto. Questo non è un momento in cui Dio deve darci qualcosa, non è il momento per ricaricarsi per il resto della settimana o di recuperarsi per quello che è stata la settimana scorsa. Questo è il momento di essere qui per lodare il nostro Dio, per ringraziarlo e per onorarlo. E poi durante la settimana è il momento non di scaricarsi, ma di mettere in pratica tutto quello che abbiamo vissuto qui durante il weekend. È il momento di condividere con le persone che sono intorno a noi. È il momento di essere luce. In Apocalisse 5:12 dice: essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E stasera dobbiamo avere un momento qui di ringraziamento, di ringrazie a questo nostro Dio, perché come ha detto Paolo nella lettera ai Romani, perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Che possiamo approfittare questo momento e ricordarsi non solo delle cose che Dio ha fatto nelle nostre vite, ma soprattutto di chi Dio è e perché esistiamo noi, perché siamo stati creati. Amen. Grazie Padre per questo momento, grazie per questo privilegio di un'altra volta essere qui, riuniti come fratelli in Cristo per offrirti culto, Padre. Grazie perché tu sei un Padre pieno di bontà,
nonostante molte volte noi non lo meritiamo, Padre. Grazie per quello che hai fatto nelle nostre vite. Grazie perché hai inviato il tuo Figlio per morire per noi e poi è risorto e siamo in attesa del giorno in cui tornerà. In nome di Gesù. Amen. Amen Chiesa, vi invito, alzatevi in piedi, non lo so, se volete, se non volete, ma penso di sì. La stella del mattino, ai re dei re segnò, la lode va a Lui, Cantiamo Chiesa con Lui! colui che morì, sua morte trionfò, la lode va a Lui. Dichiara Gesù! Gesù, tu sei re, regna nei nostri cuori, tu hai un regno di potere, Dichiari la tua Chiesa! la tua chiesa canta a te, la voce per dichiarare, un sol popolo da proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Tu sei E stella! stella del mattino, ai re dei re segnò, A chi va lode? la lode va a Lui. Colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode va a Lui. Dichiari Gesù! Gesù, tu sei re, regna nei nostri cuori, tu hai un regno di potere, per sempre amen. Dichiari la tua Chiesa! La tua chiesa canta a te, la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Tu sei re, tu sei re. Lode il nostro Signore con tutto il cuore e con tutta la forza. Sono grato di tutto ciò che possiedo, il tesoro più grande di questo mondo mi fu dato in eredità eterna. Quanto prova Dell'amore suo profondo, la vita, l'allegria
Gesù Cristo sarà sempre il nostro canto. Tutto ciò che possiedo, tesoro più grande di questo mondo, mi fu dato in eredità eterna. Faccio prova dell'amore suo profondo. Allegria in ogni tempo. Amici, cammini. Oh Gesù, il mio amico veritiero. Di tutto c'è parte della salvezza. Loderò. Loderò il Signore in ogni tempo. Sua lode ci sarà durevolmente. E anche il mio cuore. Gesù Cristo sarà sempre il nostro canto. Lodiamo il nostro Signore, amen. E possiamo capire che stasera tutto che abbiamo, tutto che siamo è per Lui. Perché Lui ci ha donato la vita, Lui ci ha donato tutto che siamo oggi. Se siamo qui a cantare, a partecipare di questo culto, siamo perché Lui era là. Siamo perché quello giorno Lui è andato in croce per noi, per i nostri peccati. Amen. Dobbiamo capire che facciamo tutto per Lui, che tutta la nostra vita è per Lui, è perché Lui era là. Amen. E quando pensiamo che magari siamo stanchi oppure appena finito una settimana lunga, che abbiamo avuto problemi o cosa, ma Lui è la nostra rocca. Lui è quello che quando siamo stanchi, Lui arriva e ci riempie del suo Spirito Santo, e ci riempie della tua presenza, e ci riempie del tuo amore. È bello che questa canzone dice che stiamo perdendo la vita per Lui. È proprio questo, perché se ci ricordiamo di Paolo, di Pedro, di Stefano, tutto hanno finito malissimo, ma comunque erano contenti, comunque sapevano che per dove andavano, no? Dopo. È tutto per Gesù. Amen, che possiamo capire.
che è tutto per Lui. Sto preparando un cammino, preparando il sentiero. Dichiara sempre di più diminuendo, perché importa che in Lui trovo il mio piacere. Io non so degno di poter sciogliere le sue scarpe. In Lui la mia vita è, e cammino con la certezza che ritornerà. È Lui, per Lui sto spendendo la mia vita, prenderò tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Sto preparando un cammino, preparando il sentiero, sempre di più diminuendo, perché importa che in Lui trovo il mio piacere. Io non so degno di poter sciogliere le sue scarpe. In Lui la mia vita è, e cammino con la certezza che ritornerà. Per Lui io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, li libera, sovrano e potere libera. Il governo è in Lui, la sua potenza libera. Sovrano e potere libera.
verità. Per amore con allegria, Signore dei miei giorni, sovrano in potere libera, il governo è in Lui, sovrano in potere libera, il governo è in Lui, Per lui sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Potete sedervi. Abbiamo consegnato all'arrivo una specie di un foglietto, una specie di un calendario. Qualcuno non ha ricevuto? Alza la mano per cortesia chi non ha ricevuto, e mantenete così le mani alzate. Ancora. C'è Samuel qui davanti, c'è Monique, c'è chi? Pedro. A posto? Bene. Cosa faremo in questo momento? Avrete circa 10-15 minuti per fare un piccolo esercizio di ricordarsi o di provare a ricordarsi almeno una cosa da ringraziare a Dio per ognuno di questi mesi. Vi chiederò di raggrupparsi tra 2 o 3 persone, 4 al massimo, in modo che quando iniziate a compilare, potete fare in un modo in cui riuscite a condividere quello che Dio ha fatto nelle vostre vite durante l'anno, tra di voi, e pregate insieme, compilate, condividete e pregate insieme per le benedizioni. Vi chiedo anche un'altra cortesia: state attenti ai nostri ospiti, non lasciarli da soli, va bene? Quindi veloce, raggruppatevi tra piccoli gruppi, 3-4 persone, una in più, una in meno. Per chi non ha una penna, passeremo tra i gruppi per consegnarvi. Chi non ha le penne alza la mano, qualcuno andrà da voi. Qui davanti ci sono i preadolescenti. Non lasciate i nostri ospiti da soli, per cortesia. Cosa? Quello che è per fare? Per ogni mese
dovete inserire qualcosa che Dio ha fatto per voi e che volete ringraziare. Questo è un modo di esercitare la mente per ricordarsi le benedizioni che Dio ci ha dato. Se non trovate niente da cui ringraziare, significa che dovete stare più attenti a quello che capita intorno a voi. Dai ragazzi, per dicembre qualcosa che volete.
Siete riusciti? No? Qualche minuto in più? Va bene, va bene, va bene. Finito? No? No, ma non è che serve compilare tutto, eh? Va bene, va bene. L'importante è esercitare, di ricordare le cose che Dio ha fatto per noi. Facciamo un momento di preghiera tra di voi, tra questi piccoli gruppi che avete formato. Pregate insieme, 1 o 2 persone, non so come volete, ma facciamo 2 o 3 minuti di preghiera tra di voi. Pregate ragazzi, pregate. Quelli che sono in gruppo, pregate tra di voi. Importantissimo.
Signore, grazie Padre, ti ringraziamo per questo momento che noi possiamo parlarti, Padre, che possiamo ringraziarti, vedere tutto quello che noi abbiamo fatto quest'anno, Padre, che noi possiamo ricordarci ogni minima cosa, ogni minima benedizione che tu ci hai dato, Padre, ogni piccolo dettaglio, che noi possiamo in questo ricordarci il quanto tu sei grande, Padre, il quanto tu ci dai regali anche quando noi non meritiamo, Padre. Ti ringraziamo perché in queste cose noi vediamo la tua bontà. Ti ringraziamo, Padre, per questo momento in cui siamo qui tutti quanti assieme, Padre, e possiamo ricordare quanto tu sei stato buono e che noi possiamo vedere il prossimo anno e sapere che il prossimo anno verranno altre benedizioni, ma che noi dobbiamo essere pronti, Padre, e che noi in questo momento possiamo continuare a stare assieme tutti quanti. Nel nome santo di Gesù, amen. Difficile ricordarsi, eh? Dovete stare più attenti alle opere di Dio. Hai visto, Medea? Il pastore Alessandro è qui? Ah no, il pastore Alessandro no, è Miguel. Ho sbagliato. Il nostro predicatore di stasera. È Miguel. Preghiamo. Grazie Padre di questo momento che abbiamo avuto di condividere con i nostri amici tutte le sue benedizioni. Che il Signore benedica anche la predica che avremo stasera, che tu possa usare la vita di Miguel per parlare al nostro cuore, Signore. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Io pensavo che questo qua fosse un tablet prima. Non c'è niente qua. Bene. Come ha detto Junior, è difficile ricordarsi, no, di ogni mese di quello che abbiamo vissuto in questo anno, perché ci stiamo veramente avvicinando del Natale, quindi vuol dire che stiamo arrivando a fine anno. Però io penso che alcune cose sono state magari molto specifiche, no, nel tuo anno, in cui Dio ha fatto una cosa speciale nella tua vita. E quindi questa sera, logicamente che non vorrei dilungarmi troppo, ma soprattutto essere molto preciso in tutto quello che Dio mi ha chiesto di condividere con voi. Io sto facendo una... Ok. E quindi vorrei parlare logicamente del ringraziamento. Allora, apriamo le nostre Bibbie, prima Tessalonicesi 5, versetto 18. Avete trovato? Amen. Dice così: in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Quindi vorrei iniziare proprio questo culto con questo versetto, no? Questa meditazione, perché oggi noi celebriamo e offriamo un culto al nostro Dio con il tema ringraziamento, e la Bibbia ci dice che questa è la volontà di Dio, no? Come abbiamo visto qua in questo versetto, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Però la Bibbia qua ci dice in ogni cosa, cioè in ogni cosa rendete grazie. In ogni cosa non vuol dire per ogni cosa, vuol dire a prescindere, vuol dire nonostante, perché può darsi che nella nostra vita ci sono delle situazioni che ci mettono proprio in difficoltà, in disagio, no? Ed è proprio difficile essere grato in questi momenti.
Però la Bibbia ci dice che a prescindere di questo qua, Paolo scrisse ai Tessalonicesi dicendo: in ogni cosa rendete grazie. E perché noi abbiamo questa difficoltà di rendere grazie soprattutto nei momenti difficili? Logicamente ognuno ha la sua storia, ognuno ha qualcosa da raccontare, ma io penso che è veramente importante avere questa idea nella nostra testa, no? Perché? Andiamo su Salmi 23. Oggi faremo un po' di lettura qua, vi chiedo per cortesia un po' di pazienza. Salmi 23, un salmo molto conosciuto, versetto 1. Che cosa ci dice? Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Allora, quando noi dobbiamo rendere grazie in ogni cosa, praticamente perché ho usato questo salmo qua? Se noi prendiamo dall'originale dell'ebraico, il versetto 1 dice Adonai hoi loer sa. In nessuna traduzione qua c'è scritto proprio nulla mi manca. C'è scritto che lui è il mio pastore e fa proprio il focus, quindi focalizza sul pastore. Davide ha usato questo esempio qua, logicamente perché era molto più facile da capire, no? Perché lui era un pastore e quindi quando ha usato questo esempio tutti quelli che erano lì capivano dalla situazione, no? Quando noi leggiamo questa situazione qua magari per noi è un po' difficile, ma per loro che erano dei pastori era molto più semplice da capire. E quindi in nessuna traduzione ebraica c'è praticamente la parola nulla mi manca. Il focus è proprio in Dio, Adonai hoi loer sa, che vuol dire che lui non manca. E quindi perché noi dobbiamo rendere grazie quindi in ogni cosa? Prima perché è la volontà di Dio, ma secondo perché dobbiamo capire chi è Dio. E chi è questo Dio? La Bibbia ci dice che è quello che non mancherà mai, che è quello che non ci sarà sempre per noi, è quello che ci sarà sempre nelle situazioni difficili, nelle situazioni in cui noi abbiamo proprio bisogno. E quindi quando noi vediamo questa situazione qua, quindi cambia un po' la nostra, diciamo, percezione e possiamo vedere che non è che nulla ci manca, perché può darsi che ci manca, sì, veramente, magari ci manca un po' di soldi per pagare quella bolletta a fine mese, magari ci manca un po' di salute, magari ci manca qualcos'altro, ma quando noi rendiamo grazie in Lui, che è diverso, a prescindere, nonostante noi capiamo che è Lui, e quindi noi rendiamo grazie per chi è Lui, perché è quello che non manca mai nella nostra vita. E quindi vediamo anche, nello stesso esempio, vediamo la vita di Abacuc. Leggiamo Abacuc 3, versetto 17 al versetto 18, che dice così: infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli olivi e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Quindi Abacuc, se noi leggiamo l'inizio del capitolo, il versetto 1, lui chiede così: ma dove sei tu, Signore? Perché continuo a vedere tutte queste malvagità, tutte queste cose? E poi alla fine del capitolo lui sta dicendo così: nonostante queste cose, a prescindere. E se noi praticamente guardiamo questa situazione qua, il popolo quindi viveva proprio dell'agricoltura. È come se oggi ti mancasse proprio la salute per andare al lavoro. E lui stava dicendo così: a prescindere di tutto questo, io mi rallegrerò nel Signore. E questa è una caratteristica molto importante di quelli che sono grati, di quelli che hanno la gratitudine, l'allegria. Che sono quelli veramente che hanno sempre il sorriso in faccia, che dicono così: io mi rallegrerò nel Signore sempre, perché Lui è grato, perché ha proprio questo atteggiamento di gratitudine. E un'altra cosa importante è che le persone che sono grati sono anche contenti, cioè si rallegrano esattamente per quello che hanno. E questo mi porta a una situazione molto interessante che ho vissuto in Brasile, no? Il mio padrino ha un'auto ricambi ed è arrivato un ragazzo una volta che ha detto così:
io ho fame, per caso tu non hai qualche soldino lì perché io ho veramente fame e voglio andare da qualche parte per mangiare, magari non so, un panificio. E il mio padrino, avendo la paura che fosse magari una rapina, ha detto no, io non ho niente. E sto ragazzo è andato via, è andato proprio al negozio davanti. Nel negozio davanti è successo la stessa cosa, no? Avevano paura che fosse una rapina e non gli hanno dato niente. Il ragazzo è andato via, è andato direttamente al panificio. Quindi i ragazzi là dell'altro negozio praticamente si sono spiaciuti tantissimo per loro, no? Per lui, e lo seguirono fino al panificio. Arrivando là, l'hanno trovato e gli hanno detto così: guarda, io ti do 10 reais, che sarebbero praticamente 2 euro. Ti do 2 euro per mangiare. Quello ragazzo ha guardato quella persona e ha detto così: ma soli 2 euro? Ma stai scherzando? Questo qua non riesco neanche a mangiare. Il ragazzo che stava dando i soldi ha detto così: caspita, tu stai lamentando che io ti sto dando 2 euro, quindi adesso non ne hai neanche 2 euro, dammeli qua. E in quel momento Dio mi ha parlato e mi ha detto esattamente così: se qualcuno non è contento con il poco, non sarà mai contento con il molto. E quello incide in tutto quello che voglio fare per i miei figli. Se gli do qualcosa e ancora non sono grati, come posso regalare qualcos'altro? E questo è una cosa molto interessante e molto importante che dobbiamo capire. Dio aspetta da noi che siamo grati anche nelle piccole cose. Che noi non dobbiamo aspettare che magari succeda una cosa grandissima, straordinaria nella nostra vita affinché noi possiamo dimostrare gratitudine verso di Lui. No. Lui vuole esattamente che noi siamo delle persone grati con le piccole cose. E perché vi sto dicendo questa cosa? Perché in quel momento Dio mi ha portato, esattamente Gesù mi ha portato nella sua parola nel libro di Luca. Luca 16, versetto 10 al 13. Luca 16, 10, 13, che dice così: chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? Fino lì. E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Fino lì. Quindi nelle poche cose dobbiamo essere fedeli. Se noi applichiamo queste cose, no, a tutto quello che Dio ci dà, è molto semplice da capire, perché noi otteniamo quindi la stessa conclusione, cioè dobbiamo essere grati prima nelle cose minime. E io mi immagino ad esempio Gesù che è seduto nel suo trono e che ci concede delle determinate cose nella nostra vita e che noi riteniamo proprio piccole. E Lui che ci guarda e ci fa: ma guarda questo qua. Come posso dare qualcos'altro a questo se non è grato neanche nelle cose minime? Come posso concederlo un altro tipo di regalo, un altro regalo che magari lo può anche aiutare tantissimo, se questo qua non è grato neanche nelle piccole cose? Io penso che Lui non si allegra con queste cose, no? Non si rallegra proprio con queste situazioni nella nostra vita. È importante e anche bello capire che il proprio Gesù ci insegna queste cose, che Lui era grato, aveva questa gratitudine nelle piccole cose e ci insegna la sua parola. Leggiamo adesso Giovanni 6, versetto 9, e poi leggiamo il versetto 11. E sono sicuro che questo passo qua voi lo conoscete. Questo è Andrea dicendo a Gesù: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente? Io penso che questo ragazzo, se fossimo in mezzo a Gesù, questo ragazzo ero io, perché io ho sempre qualcosa da mangiare in borsa, chi mi conosce lo sa. E quindi Andrea dice a Gesù: c'è qui un ragazzo. E dopo nel versetto 11, guarda che cosa interessante. Gesù quindi prese i pani e dopo aver fatto cosa?
reso grazie. Li distribuì alla gente seduta, lo stesso fece dei pesci quanti ne vollero. Allora, la prima cosa, Andrea ha detto così: Gesù, secondo me questo qua non è... Cioè, abbiamo 5 pani, ma come facciamo a dare da mangiare per tutta questa folla? E Gesù, dammi dei pani. E dopo ha fatto cosa? Reso? Signore, io ti ringrazio per questi 5 pani qua e per questi 2 pesci. Io so che non sono abbastanza per tutta questa folla, ma io ti ringrazio per questo poco che ho. Quindi la gratitudine, ragazzi, nella nostra vita ci porta ad avere la moltiplicazione, ci porta ad avere la prosperità nella nostra vita. E noi abbiamo sentito già tante volte la prosperità parlando solo di soldi nella nostra vita, ma la prosperità è un generale nella nostra vita. Tutte le aree della nostra vita andranno in prosperità se noi siamo grati. E quindi rendere grazie porta alla prosperità, alla benedizione, mentre invece il mormorio alla scarsità, alla sterilità. Quando noi siamo grati, vedremo di sicuro tutto quello che Dio ci ha promesso. E quindi non dobbiamo mai scoraggiarci di dare grazie, perché Giacomo 1, versetto 2, dice così: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, quindi dobbiamo essere contenti anche quando passiamo per diverse prove, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti, completi, di nulla mancanti. Quindi dobbiamo essere grati quindi in queste situazioni che sono di difficoltà nella nostra vita, perché queste situazioni ci porteranno ad avere un'esperienza con Dio. Non è facile, ragazzi, non è facile, perché diventare un miracolo, vivere un miracolo, ci porta ad avere delle situazioni difficili. Però se Dio aspetta da noi che siamo veramente delle persone che rendono grazie in tutte queste cose, noi dobbiamo essere contenti anche quando attraversiamo queste situazioni di difficoltà nella nostra vita, perché ci prepareranno e ci faranno persone più mature per soprattutto vivere tutto quello che Dio ha nella nostra vita. Quindi ci porta ad avere la moltiplicazione, la prosperità. Un'altra cosa che la gratitudine fa nella nostra vita, ci porta ad avere cosa? Dei miracoli. Apriamo la Bibbia, Giovanni 11. Anche questa qua sono sicuro che è un passo molto conosciuto. Versetto 41. Tolsero dunque la pietra, Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Interessante che quando Gesù è arrivato là, ha visto il suo amico Lazzaro, sapeva che comunque doveva fare quel miracolo, doveva risuscitarlo. Ma la cosa che ha detto è: ti ringrazio perché mi hai esaudito. Noi quando leggiamo qua vediamo che lui stava praticamente parlando con il suo padre, parlando con Dio, perché la folla doveva proprio sentirlo parlando con lui, affinché potessero capire esattamente che lui stava parlando con Dio e lui veniva da Dio. Ma interessante è che lui stava ringraziando perché l'aveva sempre esaudito, cioè lui lo ascoltava sempre. Il libro di Daniele, quando noi vediamo che quando Daniele ha pregato al Signore, l'angelo è arrivato 21 giorni dopo, ma la risposta dell'angelo è stata quella: Daniele, io sono arrivato adesso, però la tua preghiera l'ho sentita nel primo giorno. Quindi Gesù stava ringraziando a quello che lo stava ascoltando ogni giorno, quindi sapeva che lo ascoltava. E quindi io penso che è esattamente questa situazione. Gesù sapeva che doveva fare un miracolo, che quella situazione era proprio un disagio, però ringraziava Dio prima di fare un miracolo. Io ti ringrazio, Signore, perché tu mi hai sempre ascoltato. Quindi la gratitudine ci porta ad avere dei miracoli nella nostra vita. Quindi, facendo un riassunto, dobbiamo fare la volontà di Dio, attraverso il ringraziamento, perché la volontà di Dio quindi è quello che Lui aspetta da noi,
E se noi leggiamo prima Giovanni 3,4 dice che la violazione della legge è quindi considerato peccato. Se noi non facciamo, cioè non abbiamo un atteggiamento di ringraziamento, quindi stiamo peccando. Quindi dobbiamo fare la volontà di Dio attraverso il ringraziamento. Secondo, dobbiamo ringraziarlo in ogni cosa, a prescindere, nonostante. Dobbiamo quindi sapere che dobbiamo essere grati nelle piccole cose. Dobbiamo essere grati perché ci porta ad avere la prosperità, la benedizione. Dobbiamo essere grati anche per cosa? Per vivere e soprattutto sperimentare dei miracoli nella nostra vita. Ok? Quindi la gratitudine e le cose che sono importanti da sottolineare questa sera. Mentre invece, adesso la seconda parte di quello che volevo trattare con voi è per quanto riguarda il mormorio, che è proprio il contrario, no, della gratitudine, che è anche una cosa molto importante da parlare, perché il mormorio, se noi andiamo a prendere tipo il significato, no, di mormorio, è proprio quello che parla a bassa voce. Un sinonimo è calunniare, diffamare. Quindi mormorare, cioè lamentarsi, è proprio una cosa molto importante da sottolineare qua oggi, perché dobbiamo trattare di questa situazione. Quindi per iniziare parlando di mormorio, apriamo la nostra Bibbia nella lettera dei Filippesi, capitolo 2, versetto 14. Chiedo grazie a Dio di parlare di Filippesi perché so che c'è un amico qua in questa sala che ama la lettera dei Filippesi e quindi lui mi bastonerà se io non parlo bene della lettera dei Filippesi. Non scherzo. Comunque, leggiamo il versetto 14 in poi, che dice così: fate ogni cosa senza mormori e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Interessante che quest'anno il tema del nostro campeggio è stato cosa? È essere la differenza e fare la differenza in una società in cui rifiuta il Vangelo. Quando Paolo sta parlando qua che noi dobbiamo essere astri nel mondo, cioè di fare la differenza, no? Di essere persone che sono come noi abbiamo già qua sentito, che le persone sono qua venute a predicare, che noi dobbiamo essere sale e luce in questa terra. Dobbiamo fare la differenza. E quando Paolo scrisse, no, ai Filippesi, dice proprio così, che voi dovete essere luce, astri nel mondo, ma prima c'è una causa e la conseguenza viene dopo. Affinché voi possiate essere veramente luce e possiate essere astri in questo mondo, dovete avere cosa? Fare le cose senza mormorare. Ed è interessante, no? Perché quando noi stiamo lavorando, quando noi stiamo sempre facendo qualcosa, c'è sempre uno che dice qualcosa, no? C'è sempre uno che è al di fuori, che non sta facendo niente, che c'è sempre qualcosa da dire. E quando noi vediamo questa situazione qua, è interessante perché Paolo praticamente sta dicendo così: siate irreprensibili e integri. Cioè, nel momento in cui noi iniziamo a mormorare, è il contrario. Noi diventiamo persone reprensibili, diventiamo persone che non sono integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa. Quindi la gente vedrà la differenza nella nostra vita nel momento in cui noi non iniziamo a mormorare. Immaginate quella persona che magari sta lavorando, sta facendo delle cose, ma è sempre così, la senti proprio brontolare, no? C'era anche un cartone animato, adesso non mi ricordo come si chiama qua, però c'era sempre quello che brontolava. E lui lo vedi proprio accanto così, che brontola, che mormora, che fa sempre delle... Cioè, come possiamo quindi fare la differenza se noi siamo sempre queste persone? Che brontolano, che mormorano? Bravo. Quindi... come facciamo la differenza quindi in una generazione storta se noi brontoliamo sempre? È impossibile, ragazzi. E poi leggiamo Giacomo 3, 11, 12.
La sorgente getta forse della medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vita fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. È come se fosse una mancanza di coerenza, giusto? Perché se noi che siamo cristiani dobbiamo essere grati, come possiamo essere brontoloni, cioè mormoratori allo stesso momento? Perché non può gettare dalla stessa, sgorgare, no? dalla stessa fonte l'acqua dolce e l'acqua amara. Quindi quello che esce dalla nostra bocca deve proprio essere delle cose che combaciano esattamente con quello che noi viviamo. Perché se noi siamo cristiani dobbiamo rendere grazie, noi allo stesso momento stiamo brontolando, stiamo mormorando, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi quando Giacomo sta trattando di questa situazione qua, io immagino esattamente una persona che inizia a lavorare, che viene qua e dice così: grazie Signore, grazie, però appena esci dalla porta inizia proprio a brontolare. No, ma guarda, hanno messo quell'albero là, ma guarda che cosa brutta. Hai visto? Hanno messo quel tavolo là dalla cena del Signore, ma non mi va bene quel pane là, era meglio che fosse un altro pane. Anche quel grano là, non penso che quel grano è bello così, no? Avete visto? Cioè, quei tappetini là, guarda che questi tappetini che hanno messo tutti seduti là, cioè non va bene così. E proprio questa è una caratteristica, no, del mormoratore. È uno che parla a bassa voce, che non è quello che grida tanto così, però la caratteristica è: al posto tuo avrei fatto meglio. Al posto tuo io sono una persona che sicuramente farò meglio. E perché vi dico questa cosa? Adesso leggiamo Numeri 12, dall'1 al 3. Dice così: Miriam e Aarone parlarono contro Mosè a causa della moglie Cusita che aveva presa, poiché aveva sposato una Cusita, e dissero: il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? E il Signore lo udì. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Interessante, no? Miriam e Aarone stavano parlando contro Mosè, cioè la persona che Dio aveva scelto in mezzo a un popolo per guidare il suo popolo e tirarlo fuori, no, del potere dell'Egitto. E Miriam e Aarone quindi stavano parlando contro Mosè. È interessante che Aarone e Miriam erano fratelli di Mosè, quindi non aspettate una brontolata da una parte, da quella persona che è distante da te, aspettate proprio dentro della tua casa. Non sto parlando di te, amore, stai tranquillo. Quindi erano persone vicini, erano persone che erano veramente, cioè, cari da Mosè e che stavano parlando contro Mosè. Quindi stavano dicendo così: ma Dio sta parlando soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Cioè, io al posto di Mosè avrei fatto meglio. Io al posto di Mosè sicuramente posso guidare tutto il popolo e tirarlo fuori dall'Egitto. Io posso guidarlo tranquillamente. Stavano proprio mettendosi al posto suo. E dopo leggiamo 9:10. Guarda cos'è la risposta del Signore. L'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò. E la nuvola si ritirò di sopra la tenda ed ecco Miriam era lebbrosa, bianca come neve. Aarone guardò Miriam e vide che era lebbrosa. Guarda cosa il peccato di mormorare ha portato a Miriam. Quindi il peccato della ribellione, no? È come se loro due avessero ribellato contro Mosè e questo ha portato veramente un peccato, una conseguenza, scusa, il peccato di mormorare. Noi sappiamo molto bene quello che è successo nel cielo, la ribellione che c'è stata, l'angelo caduto e quindi praticamente stava dicendo così: io al posto di Dio avrei fatto meglio. E noi ragazzi,
come noi ci stiamo comportando in questa situazione? Stiamo solo lì fuori guardando la gente che sta lavorando e dicendo così avrei fatto meglio, oppure noi stiamo là a dare una mano e dicendo così contate su di me? Quindi noi non possiamo lamentare, ragazzi, non possiamo avere delle lamentele nella nostra vita, perché per questo motivo tutto il popolo di Israele ha camminato per 40 anni in circoli e non sono entrati nella terra promessa per 40 anni. E questo Paolo scrisse anche ai Corinzi, 1 Corinzi 10:10. Che dice così: non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Noi ci troviamo nelle fasi conclusive delle epoche, no? Secondo me è molto vicino, no? Gesù. Quindi, se noi siamo nelle fasi conclusiva della epoca, dobbiamo prendere l'esempio che c'è stato col popolo di Israele e applicarlo nella nostra vita. Quindi non possiamo mormorare. Queste cose, come Paolo ha scritto qua, ci servono come esempio per ammonire noi, cioè per avvertire. Quindi non possiamo mormorare. Visto la conclusione, no, di quella situazione col popolo di Israele, quindi noi abbiamo questo esempio e non possiamo farlo, perché questo viene in avvertimento a noi. Quindi noi sappiamo cosa dobbiamo fare, ringraziare, e quello che non dobbiamo fare, mormorare. E qua concludo quindi la seconda parte, cioè ringraziare e non mormorare. E vorrei quindi concludere questa meditazione proprio appunto parlando di quello che è stato il giorno di oggi, quindi il Thanksgiving, che è proprio un culto del ringraziamento. Però ringraziamento di cosa? Allora, magari voi sapete già e conoscete la storia, no, del Thanksgiving, ma per chi non sa, negli Stati Uniti quindi si celebra nel quarto giovedì del mese di novembre il Thanksgiving. Ma qual è la storia dietro al Thanksgiving, no? Allora, una nave partita dall'Inghilterra con i padri pellegrini, 102 circa, e sono partiti verso gli Stati Uniti. Sono partiti per cercare una nuova vita, per cercare una libertà di un culto nuovo, cioè, e sono arrivati proprio a Massachusetts, in una città che si chiamava Plymouth. In questa città praticamente non sono riusciti a sbarcarsi perché era inverno. E questo inverno era molto molto forte, no? Era molto difficile da sbarcarsi, però si sono stabiliti lì. Ci hanno messo 3 mesi per attraversare l'oceano, l'Atlantico, e quando sono arrivati lì non sono riusciti proprio a sbarcarsi, quindi sono rimasti in nave. 50% circa di quell'equipaggio è morto, quindi non sono riusciti proprio a sopravvivere a quella situazione. Passati quindi l'inverno, sono scesi e sono stati accolti quindi dai nativi americani. Questi nativi americani hanno insegnato a seminare il mais, hanno insegnato a pescare, hanno insegnato a lavorare con diverse altre cose. E quindi praticamente andando verso il contrario di quello che di solito succedeva, no, con i nativi. I nativi non è che ricevevano bene così tutti i coloni, e quindi hanno scambiato non solo cultura, ma hanno scambiato anche dei lavori, hanno insegnato a fare tantissime cose. E questi coloni quindi hanno iniziato a seminare, hanno iniziato a coltivare la terra come i nativi avevano insegnato, e quindi da lì, dopo un anno, hanno deciso di fare questa festa del ringraziamento per la prima raccolta che hanno avuto di mais. Quindi la festa del ringraziamento risale nel 1621, che è quando sono partiti dall'Inghilterra, però per celebrare appunto
alla prima raccolta che hanno avuto del mais. E perché vi sto dicendo questa cosa? Perché se dietro a questa storia del Thanksgiving è il ringraziamento per una raccolta, noi non dobbiamo anche, secondo me, lasciar perdere la situazione che noi dobbiamo raccogliere nella nostra vita. Oggi magari tutto quello che state ringraziando nella vostra vita è di una raccolta che avete avuto, però che c'è stato dietro cosa? Il seminare, perché è impossibile raccogliere senza seminare. E quindi volevo parlare e trattare con voi esattamente questa legge, perché è una legge biblica, esattamente la legge della semina e del raccolto. E quindi per parlare di questa cosa vorrei proprio iniziare col testo che si trova in Genesi 8, versetto 22. Che Dio sta parlando con Noè, che dice così: finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorni e notte non cesseranno mai. Io non penso che Dio stava parlando solo della parte, diciamo, teorica della cosa, no? Logicamente che Gesù ha usato di questa allegoria, no? Del seme e della raccolta, quando leggiamo dei Vangeli, dopo vedremo un po' di versetti qua. Quindi sta dicendo qua: finché durerà la terra ci sarà la semina e la raccolta. Quelli padri pellegrini hanno raccolto il mais perché avevano seminato il mais. Quindi se noi oggi siamo qua a ringraziare qualcosa, logicamente che noi abbiamo seminato qualcosa là dietro, giusto? Questa è la logica. Io so che magari sia difficile ricordarsi di ogni mese qua, magari perché non vi ricordate o magari perché non avete proprio niente da ringraziare, e questo è un problema più serio, perché magari siete arrivati qua, avete visto il foglio del compagno, della persona che è al tuo fianco, che è piena, che non ha neanche spazio per scrivere, e magari tu che prendi il tuo foglio e dici così: caspita, non ho niente da scrivere, non ho niente da ringraziare, ma come mai? Magari perché noi o non abbiamo capito ancora questa legge, oppure perché non abbiamo seminato, oppure perché, più avanti vedremo qua, sia proprio un momento non di raccolta, ma sia proprio un momento di seminare. E quando Dio sta parlando a Noè è proprio quando c'è stato il reset del mondo, no? Il mondo stava iniziando da lì in avanti adesso. E gli stava dicendo: guarda, che da adesso in poi ci sarà questa legge, semina e raccolta. Quindi finché la terra durerà ci sarà questa legge. E quindi quando ha parlato di questa cosa, io adesso vi invito ad aprire la Bibbia in Galati, capitolo 6, versetto 7 e 8. Forse questo testo qua ho già usato in qualche predica. E qua possiamo vedere che l'allegoria del semine e della raccolta viene dimostrato. Quindi 7. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Quindi stava dicendo: quello che spendi tempo con me, quello che sta seminando la sua vita nel mio regno, in quello che sta seminando la sua vita in cercare me e dimostrare che mi ama, questo raccoglierà quindi nella parte spirituale. Però quello che sta seminando nella carne raccoglierà nella carne. Quindi ha usato questa allegoria. E possiamo vedere quindi che la nostra raccolta sarà determinata esattamente per quello che noi seminiamo, e questo non ci piove su questa cosa qua. Cioè, quello che noi seminiamo è esattamente quello che noi andremo a raccogliere. E quindi se facciamo il bene, raccoglieremo il bene. Noi vediamo questa cosa in Proverbi 11, 24, 25. Guarda là, c'è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Chi è benefico sarà nell'abbondanza, chi annafia sarà egli pure annaffiato.
Adesso leggiamo Proverbi 22, 8, 9. Chi semina iniquità miete sciagura, e la verga della sua collera è infranta. L'uomo dallo sguardo benevolo sarà benedetto, perché dà del suo pane al povero. Esattamente quello che noi raccogliamo, cioè quello che noi seminiamo è esattamente quello che noi andremo a raccogliere. Quindi noi possiamo vedere che alcune cose possono veramente centrare, no, con la parte economica, come tante persone usano per la legge della semina e della raccolta, ma questo è una legge che noi possiamo usarla per tutta la nostra vita, cioè in generale. Quindi se noi facciamo del bene a una persona qua, logicamente raccoglieremo del bene, è impossibile. E perché vi sto dicendo questa cosa? Andiamo a vedere adesso Matteo 7, 12. Perché non è solo il fatto che noi non dobbiamo fare niente, ma è proprio il fatto che noi dobbiamo fare qualcosa. Matteo 7, 12, che dice così: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Quindi Gesù stava dicendo così: non basta soltanto che voi non fate niente, voi dovete fare esattamente quello che volete che queste persone vi facciano. Cioè, se oggi io cerco di trattare bene una persona qua, logicamente più avanti troverò una persona che mi tratterà bene. È questo logico che magari davanti troverò una persona che anche lei brontola o magari non mi tratta così bene. Ma se è una legge, è questo. Cioè, io devo fare del bene, cercando appunto di sapere che più avanti troverò una persona che mi farà del bene. E questa è una legge, perché Gesù ci ha detto così. Quindi non è solo il fatto che noi non dobbiamo fare niente, ma dobbiamo fare qualcosa. Io devo trattare la persona esattamente come io volevo che lei mi trattasse, perché è giustamente questo che io sto andando a raccogliere. Perciò, tornando, adesso andiamo a vedere seconda Corinzi 9, 6. Che dice così: ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Quindi questo qua sta parlando esattamente di proporzionalità, cioè se semino poco raccoglierò poco. Ogni tanto le persone usano questo testo qua per il momento delle decime delle offerte, ma se noi prendiamo questo esempio e lo applichiamo nella nostra vita in generale, questo che sarà, ragazzi? Se noi seminiamo poco, logicamente che raccogliamo poco. Pensate quindi a un semine, al seme. Quindi se io semino poco, giustamente raccoglierò poco, ok? Perciò parla di proporzione. E un'altra cosa che noi dobbiamo fare attenzione è che noi dobbiamo stare attenti anche alla ricorrenza. E perché vi dico ricorrenza? Perché può darsi che io sto facendo del bene, io sto facendo delle cose, io sto seminando, io sto facendo le mie cose, tutto quanto, però non è arrivato ancora il momento di raccogliere. Io magari arrivo qua, come vi ho detto prima, io non ho niente da ringraziare. Ma è importante, ragazzi, avere sempre la ricorrenza. Perché? Perché tornando ai Galati 6, guarda che cosa interessante. Versetto 9, che dice così: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Noi non possiamo mollare, anche se le cose sono difficili, ma dobbiamo continuare a seminare. La stessa cosa che abbiamo visto prima, no? Del ringraziamento, che dobbiamo ringraziare in ogni cosa, perché questa è la volontà di Dio, dobbiamo continuare a seminare. Perché non possiamo stancarci, dobbiamo continuare a fare il bene. Come Gesù ha detto, fate il bene perché questa è la mia volontà, cioè fate perché io non penso che voi volete proprio del male nella vostra vita, quindi dovete fare il bene. Perciò non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo stancarci di fare il bene, perché nel tempo giusto mieteremo. Quindi un'altra cosa, se noi prendiamo i salmi, e perché vi dico di non scoraggiarvi? Salmi 126,
versetto 5 e versetto 6. Guarda cosa dici. Quelli che seminano con lacrime mietiranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Immaginate quindi una via, no? Mano e contromano. Allora, questo qua che è in mano sta piangendo, però da questa parte qua viene una persona che sta, cosa? Ridendo. È tipo uno che sta piangendo qua e viene Samuel da questa parte, no? Oppure Lucas, il suo fratello. Perché loro sono sempre così, che ridono, che scherzano. E tu magari arrivi in chiesa e dici così, caspita, ma questo qua c'è sempre qualcosa da raccogliere, perché è sempre col sorriso in faccia. E tu magari vuoi proprio fare i fatti tuoi, che sei proprio arrabbiato, lasciami stare, e vieni Samuel. Non è proprio così, ragazzi. Quindi mano e contromano. Sto piangendo, però sto seminando, per poi tornare raccogliendo, sorridendo. E di qua sto piangendo un'altra volta, sto raccogliendo, però di qua sto piangendo, ma sto seminando, mano e contromano. Non possiamo stancarci di fare il bene, non possiamo scoraggiarci, perché dobbiamo continuare seminando, ma sapendo che dall'altra parte ci sono dei cicli, ci sono delle persone che verranno al mio incontro e che queste persone qua avranno qualcosa da ringraziare. Però io devo capire il tempo che questo qua ha fatto, perché anche lui ha fatto la sua strada, perché anche lui era da questa parte qua piangendo. Adesso io sono qua, ma dopo voglio essere proprio qua, raccogliendo con allegria. E quindi, per concludere, non dobbiamo lasciar passare questa occasione per parlare di tempo, che nel versetto 10 di Galati cosa dici? Galati 6, 10. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Il finale del versetto 9 dice: immetteremo a suo tempo. Noi non sappiamo quanto tempo c'è da far spuntare un semine che abbiamo seminato. Per quello che non dobbiamo scoraggiarci. Ci sono diversi tipi di semi, no? Uno, magari la carota, i fagioli, che è piccolo. Dopo parliamo magari di arancio, che ha un albero grande così. Ogni cosa ha il suo tempo. E perché dobbiamo capire che ogni cosa ha il suo tempo? Perché il seme che noi spargiamo, il seme che noi lanciamo in terra ha il suo tempo e forse neanche noi sappiamo come va a spuntare. Gesù ha detto questa cosa in Marco 4, 26. Leggiamo Marco 4, 26. Che dice così, diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma, e si alza la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. Quindi ci sono delle volte nella nostra vita, ragazzi, che noi non sappiamo neanche come il semina spunta, cioè come cresce, come va a germogliare. Quello che dobbiamo fare è cosa? Seminare. E io sono stracontento, ragazzi, che oggi noi siamo qua esattamente per raccogliere qualcosa. Ma io sono sicuro che durante l'anno ci sono stati dei momenti in cui voi avete seminato, ma seminato proprio piangendo. Avete passato magari delle difficoltà, avete passato tante cose diverse e soprattutto brutte nella vostra vita. Ma oggi state raccogliendo qualcosa. Magari un familiare che è venuto in chiesa, magari una persona che siete riusciti a invitare per venire in chiesa, una persona che magari stai pregando da tanto tempo e questa persona all'improvviso, no, dello Spirito Santo si è risvegliata, o magari una benedizione economica. Cioè ci sono tante cose che noi possiamo ringraziare Dio,
ma io non potrei non parlare di questa legge, che secondo me è una legge molto importante, che non vorrei neanche dilungarmi tanto, perché possiamo parlare anche di quello che Gesù ha detto della parabola del seminatore. Però che noi possiamo capire esattamente che c'è una legge, che noi dobbiamo seminare, dobbiamo ringraziare sempre, non dobbiamo mormorare, ma dobbiamo anche seminare per avere la raccolta, per avere motivo da ringraziare, perché è molto semplice arrivare qua e dire così: vabbè, io non ho niente da ringraziare, ma non possiamo togliere neanche la nostra responsabilità di seminare, di fare del bene, di trattare le persone come noi volessimo che ci fosse con noi, hai capito? Quindi facciamo del bene, ragazzi, seminiamo, ringraziamo a Dio sempre, perché questa è la sua volontà, affinché noi non possiamo peccare, non mormorare, ma capire anche che noi dobbiamo seminare sempre. Amen? Questo è quello che volevo condividere con voi. Adesso non so cosa Pastore Alessandro. Ok, oggi è una giornata storica, non tanto solo per il Thanksgiving, no? Ma anche perché oggi faremo per la prima volta nel culto giovani la cena del Signore, ed è un'occasione veramente importante, perché è un'istituzione che il Signore ha fatto per ciascuno di noi, no? E vorrei invitarvi, se avete le Bibbie o il cellulare, con l'applicazione, di aprire nel Vangelo di Matteo, capitolo 26, leggeremo pochi versetti che parlano proprio di quando Gesù ha inaugurato questo ordinamento, no? per la sua Chiesa, per tutti i cristiani. Matteo 26, dal versetto 26 fino al 30, dice così: mentre mangiavano, questa era l'ultima notte di Gesù sulla terra, biologicamente parlando, dice così: mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e, reso grazie, lo diede loro dicendo: bevete tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto nella vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Allora, sta attento a una cosa molto interessante. Questo testo è carico di simbologia, no? Chiaramente il pane non era il vero corpo di Cristo e il vino non era il vero sangue di Cristo, ma erano due simboli. Il corpo rappresenta la sofferenza e la morte che Cristo avrebbe dovuto affrontare. Di lì a poco il suo corpo sarebbe stato martoriato, ok? E il sangue rappresenta la vita, quindi in questa simbologia c'è la vita e la morte e la vita. E quando noi condividiamo la cena del Signore, condividiamo due cose: la morte di noi stessi e la vita di Cristo in noi. Però c'è una cosa interessante: Gesù sapeva tutto quello che stava per succedere, no? Aveva ben chiaro la sua sofferenza sulla croce, aveva ben chiaro che cosa avrebbero fatto i suoi discepoli, ossia tutti quanti sarebbero scappati, Giuda l'avrebbe tradito. Però loro hanno fatto una cosa molto interessante prima di condividere queste sofferenze. Dice la parola che hanno condiviso un inno, hanno cantato, no? Ossia, Gesù, sapendo tutto questo, che cosa ha fatto? Ha cantato un inno insieme ai suoi discepoli. Non è gratitudine questa? Allora noi adesso condivideremo questi elementi che rappresentano il corpo e sangue di Cristo.
tu sei libero di prendere, perché la cena del Signore è una cosa molto personale. La Chiesa non obbliga nessuno, ma neanche impone, no, questa cosa a nessuno. Però c'è un elemento importantissimo che noi dobbiamo capire. Pastore, io posso prendere la cena del Signore, sono qua, vorrei prenderla, ma io non faccio parte di questa Chiesa. Non importa, è il tuo rapporto personale con Dio e tu sei libero di prendere. Pastore, io vorrei prenderla, ma ho un peccato in sospeso che non riesco a lasciare. È proprio questo il momento che tu devi mettere il tuo peccato ai piedi di Cristo e poi prendere la cena del Signore e dire: Signore, voglio liberarmi di questa cosa e voglio condividere questo momento con te, perché io voglio morire a me stesso e voglio vivere la vita insieme a te. Pastore, io non sono cristiano, posso prendere la cena del Signore? Allora, un consiglio: se tu hai deciso questa sera di seguire Cristo, puoi prendere la cena del Signore. E stai dicendo: Signore, io voglio seguirti, io voglio venire con te. Sai perché? Perché ti dico una cosa: Pietro un giorno ancora non era convertito, Pietro, ok? Stava seguendo Gesù, ma ancora non era convertito. E Pietro, che era la ciabatta di turno, no? Lui sparava sempre le robe fuori, quello che pensavano tutti. Signore, cosa avremmo noi che abbiamo cominciato a seguirti? E Gesù gli risponde questo, gli risponde: tu riceverai 100 volte tanto e erediterai la vita eterna. Sai perché tu devi seguire il Signore? Per questi due motivi. Perché quando tu cominci a seguire il Signore, tu non ti immagini quante benedizioni arrivano. 100 volte tanto quello che tu stai avendo adesso. 100 volte tanto quello che tu hai minimamente immaginato di poter ottenere, perché quando tu sei con Cristo tu hai tutto. Ed è questo che noi faremo oggi. Io invito adesso le due persone che condivideranno, che distribuiranno gli elementi, Giada e Emanuele, e se tu vuoi condividere con noi questo momento e stai dicendo: Signore, io voglio veramente condividere le sofferenze che tu hai sofferto, ma voglio anche gioire con la vita tua dentro di me, allora tu puoi alzarti e condividere questo momento con gli altri. Okay? Io ti invito ad alzarti e quando tu riceverai gli elementi che verranno distribuiti, poi ti puoi risedere, okay? In modo che noi possiamo vedere chi ha ricevuto questi elementi. Ok? Mentre vengono distribuiti gli elementi, invece di chiacchierare, io ti chiedo di fare una cosa, ok? È un momento di gioia, ma anche un momento di introspezione. Ossia, dobbiamo stare in un attimo di comunione con Dio. Il Signore è qua in mezzo a noi e la cosa bella è che Lui vuole condividere tutto con noi, ma noi dobbiamo essere puliti, dobbiamo essere liberati da tutto quello che ci impedisce di provare questa gioia e questa gratitudine di cui abbiamo parlato questa sera, ok? Perciò ti invito in questo momento, tu che hai già ricevuto il bicchiere e il pane, ti chiedo di chiudere i tuoi occhi in questo momento, ok? Tu che hai già ricevuto il pane e il vino, chiudi i tuoi occhi, comincia a parlare col Signore, ok? Non distrarti, perché è un momento solenne tra te e Dio. Adesso
Adesso non esiste il pastore Alessandro, non esiste la musica, non esiste la persona vicino a te, esiste solo il Signore, e che è lì con te, vicino a te, dentro di te, ed è con Lui che tu devi parlare. C'è qualcuno che manca? Pane, vino? Ok, tutti hanno ricevuto. Allora, questo rappresenta il corpo di Cristo. Mentre io lo prendo, sto dicendo: Signore, io sono disposto a seguirti ovunque tu vada, qualsiasi cosa tu faccia, io voglio stare con te. Non importa se arriva la sofferenza, ma io voglio starti vicino. Prendiamo insieme. Signore, sei tu che hai istituito questo ordinamento per ciascuno di noi, e in questo momento noi stiamo dichiarando, Signore, con un cuore umile, che noi siamo disposti a portare la nostra croce, a soffrire, Signore, per la tua causa, e a gioire come tu hai fatto, Signore, cantando quell'inno, anche se sapevi che tutti ti avrebbero tradito. Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù che ciascuno di noi
che è riunito in questa sala abbia il coraggio e la forza e la determinazione, Signore, di affrontare ogni cosa per portarti gloria e onore. Benedici, Signore, tutti i nostri ragazzi che stanno servendoti e che vogliono camminare vicino a te. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. C'è una cosa che un discepolo molto bella ha fatto durante l'ultima cena. C'era il momento proprio della distribuzione di questi elementi. Era il discepolo più giovane, era Giovanni. E Giovanni a un certo punto ha ascoltato una parola da parte di Gesù, perché Gesù ha detto: qualcuno di voi mi tradirà. Provate a immaginare il cuore dei discepoli in quel momento lì. È stato un colpo fortissimo. Chi sarà? Chi? No? E Giovanni ha appoggiato la testa sul petto di Gesù e gli ha detto: Maestro, sono io quello. Sai perché lui gli ha chiesto questo? Perché lui sapeva esattamente che prima o poi, con qualche suo atteggiamento, avrebbe tradito Gesù. Il suo cuore gli stava parlando. Sai una cosa? Gesù ha previsto ogni nostro peccato, ogni nostro tradimento. Ma ogni nostro tradimento è coperto dal sangue di Cristo. Ogni nostro tradimento è coperto dalla grazia di Dio. Dio non vuole persone perfette. Dio vuole persone umiliate davanti a Lui. E Lui vuole una persona che sia sincera con Cristo e che dica: Signore, io so che ti tradirò, ma io ho bisogno della tua grazia. Io ho bisogno di te. E io vorrei che in questo momento noi potessimo fare così, con l'immaginazione, la stessa cosa che ha fatto Giovanni. Appoggiare la testa sul petto di Cristo e dire: Signore, io non voglio tradirti. So che lo farò, ma aiutami a essere sempre più obbediente a te, sapendo che il sangue che tu hai sparso era per me. E in questo momento io vorrei condividere questo elemento con voi. Prendiamo insieme. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché il tuo sangue è potere e vita. Signore, una goccia solo del tuo sangue vale più di qualsiasi altra cosa in questo universo. Vale molto di più che un lavoro con un buon stipendio. Vale molto di più che una laurea universitaria. Vale molto di più di una fidanzata o di un fidanzato. Vale molto di più di un figlio o di una figlia. Vale molto di più, Signore, perché il sangue di Cristo ci ha dato un destino eterno. E grazie al sangue di Cristo noi possiamo presentarci davanti a te puri da ogni peccato. Grazie, Padre, per quello che stiamo condividendo questa sera. E ti prego, Signore, che possa essere l'inizio di qualcosa, Signore, di molto profondo, un rapporto personale con te che ci porti avanti per tutto il resto della vita. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Puoi dare un abbraccio alla persona vicino a te e digli: Dio ti benedica nel nome di Gesù. E far entrare Gesù, Re di gloria.
apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare in Re, Gesù, il Re di gloria. Io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare in Re, Gesù, il Re di gloria. Io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare in Re, Gesù, il Re di gloria. Io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare in Re, Gesù, il Re di gloria. Io apro il mio cuore a te per far entrare in Re, Gesù, il Re di gloria. Io apro il mio cuore a te. Possiamo dichiarare, dopo di avere cenato, che Lui è il nostro Re, che Lui è il nostro Re, il nostro Signore. Lo inviteremo a entrare qua, perché Lui è il nostro Re, amen. Mettiamo ancora una volta per far entrare il Re. Per far entrare in Re, Gesù, Re di gloria. Io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare il Re, Gesù, il Re di gloria. Io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per far entrare il Re, Gesù, Re di gloria. Io apro il mio cuore a te. Yeah.
Sì. Potete sedervi un attimo? Bene, bene, bene. Prima di andare all'ultima fase del nostro culto, vorremmo consegnarvi alcuni bigliettini. Con chi è? Consegnate per me, per cortesia. Veloce, veloce. Su questi bigliettini in bianco, cosa farete? Mettete una cosa principale a cui volete ringraziare, qualcosa di specifico che è successo a voi, grazie, di specifico che è successo a voi durante quest'anno, qualcosa deve pure aver capitato. Mettete lì e poi, appena finito il culto, non so se riuscite a guardare lì indietro che c'è, dove ci sono quelle palline con luci e tutto quanto. Non serve mettere il vostro nome, a meno che non vogliate, ma l'idea è che possiamo lasciare lì, almeno per un paio di giorni, fare una specie di una parete di ringraziamento. A volte facciamo momenti simili con motivi di preghiera, no? È molto più normale fare con le motivi di preghiere. Ma questa sera vogliamo fare qualcosa di diverso, vogliamo mettere i nostri motivi di ringraziamento. Così tutti possono andare lì e guardare un attimo le benedizioni che Dio sta facendo nella vita della nostra Chiesa, nella vita dei nostri giovani. E sicuramente, non so voi, ma io ho tanto da ringraziare a Dio per quest'anno. Quindi mettete lì qualcosa che vi viene in mente, qualcosa di speciale, qualcosa che vi fa veramente fermarvi e ringraziare a Dio, perché non lo meritiamo, ragazzi. Non importa quanto pensiamo di essere buoni, quanto pensiamo di fare le cose buone, di essere buoni con gli altri, la verità è che non meritiamo mai nulla di ciò che ci accade. Quando è stata suggerita l'idea di fare la cena, mi è piaciuto tanto, perché non c'è un motivo più grande di cui ringraziare che quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce. Non lo meritava, quello era il posto nostro, ma Lui di sua volontà si è offerto per portare le nostre sofferenze. E se oggi siamo qui, se oggi siamo in grado di pregare a Dio e di sfruttare di tutto ciò che Lui ci offre, è perché qualcuno ha pagato questo prezzo. Quindi avete un paio di minuti, mettete lì il vostro motivo di ringraziamento e poi subito dopo il culto, per quelli che vogliono, se non volete non serve, ma mi piacerebbe che ognuno di voi mettesse lì i vostri motivi di ringraziamento.
Grazie Signore, perché nonostante non meritiamo, tu sei buono, tu sei un Padre d'amore, tu ci dai le benedizioni che ogni tanto non siamo neanche in grado di percepire, Padre, ma tu sei sempre al controllo di tutto e tu prendi cura dei tuoi figli. Grazie Signore, in nome di Gesù. Amen. Alcuni avvisi e poi partiamo con la lode per finire il nostro culto. Ok, allora i nostri avvisi di oggi, abbiamo un gruppo su WhatsApp che si chiama Ask a Move, dove lì possiamo fare delle domande al pastore Alessandro e lui ci risponderà nel gruppo, quindi domande teologiche, ecco. E lui ce le risponderà lì, potete farlo in anonimo oppure scrivete il vostro nome come volete. E ogni sabato abbiamo lezioni di batteria, chitarra e canto qua in chiesa. Potete parlare, rivolgervi alla Jacqueline riguardo queste lezioni che stiamo facendo. Finito il culto, non avremo i nostri piccoli gruppi oggi, avremo un momento agape in cui funzionerà così. E lì dietro, se guardate, c'è la cassa. Chi vuole prendere, sarà un hamburger e una bevanda, va lì nella cassa, ritira il ticket e poi subito nella porta lì vicino, a destra, ritira l'hamburger con la bevanda, il panino con la bevanda. Ok? Quindi funzionerà in questa maniera per poi avere questo momento agape tutti assieme. E penso sia tutto. Passo la parola alla Lode. Scusate. Il 7 dicembre avremo il nostro incontro delle giovani coppie sposate, anzi coppie tutte sposate, alle ore 8 qua in chiesa. Credo sarà in quella sala del culto che abbiamo di là. E questo. Invitiamo, alzatevi in piedi o no, come volete. Cioè, è un alzatevi. Come volete ragazzi, se volete anche stare seduto. Però è più bello in piedi, che possiamo fare il meglio. Cioè, siamo già finito il culto, quindi possiamo fare il nostro meglio. Stato davanti a te, vieni Signore.
Ragazzi, poi se loro vogliono continuare a suonare è con loro. Vi chiedo solo poi una cortesia ai maschi, più che altro, di togliere i tappeti così evitiamo di sporcare, e poi serve che qualcuno ci aiuti a portare alcuni tavoli qui in saladera. Va bene? Non scappate.